Ciao Luisa, come stai? Benissimo, tu come stai Andrea? Bene, bene, bene. Dai, siamo carichi proprio. È andata a boom. Allora, te le che devi giocare? I cacuoccele! Ah, cacocciola. Sentisse una cacocciola immensa. C'è anche detto siciliano, significa sentirsi superiori, perché il carciofo è più alto dei cardi. Ma noi non la mangiare, va, parliamo così. Sì. Allora io Dove ci porti? ti porto in una zona dove i carciofi non si fanno semplicemente ripieni, ma andiamo a mettere puggesino, aglio e peperoncino. E voglio, indovina dove? Mi porti, Niscemi? Niscemi che Mazzarrone Niscemi è vicino. È vero, Vittoria, c'è pure vicino. Gela. Io mi Sì. ricordo i miei bisnonni, che davvero, a Gela, Davvero? che al centro di strada andavano ad arrostire i carciofi. carciofi. Quindi questa tradizione semplice, ma dove Buona. l'elemento principale sono questi carciofi appena raccolti, unici, siciliani. Oh, pronto, che a fare? Allora, Che tu fare? Andrea, scusa che ti comando. Sì, mi Allora, dica. tu fai il ripieno dei carciofi arrostiti, Ok. io vado a pulire i carciofi. Ok, allora, tranne il sale, uniamo gli ingredienti che abbiamo. Qui abbiamo il prezzemolo, Sì. un putresino che facciamo tutto. Ciao signor Franz! Allora, tagliamo il putresino. Luisa, tu sei pronta? Sì, pronto, io ora vado a lavare i carciofi. Sì, e poi avviciniamo la iniziamo- telecamera. Io sì. col prezzemolo ho quasi finito. Un Ok. attimo ancora e poi mi occupo dell'aglio. Tutto pronto? Va bene, una ricetta rustica, non è che dobbiamo fare la cucina francese. Andiamo avanti. Luisa sta lavando i carciofi, vedete, così. E poi si sbattono e di nuovo si passa l'acqua. vedete, Poi così. si mettono a testa in giù e li lasciamo scolare. Pronto un collaboratore? Sì, oggi abbiamo il collaboratore che ci ha acceso Salve a il tutti. barbecue per andare a fare i carciofi arrostiti. Quindi tutto pronto. Sì, sì. Ragazzi, qua per forza c'è una campagna, eh. Vedete, Sì. Luisa si desteggia benissimo. E pure Salvatore. Salvatore saluta gli amici di Cucina Sicura. Quindi Luisa, siamo a sto Sì. punto che andiamo a Ora, cunzare i cacuoccioli. chi lo facciamo a mettere i ringi? Ok, quindi già sono belle, vedete, sono belle aperte. Ora un attimino poi si aprono ancora meglio. Allora, Quindi l'aglio, l'aglio, allora facciamo così un po' di spazio qua, Sì. avviciniamo questo. Quindi mettiamo tutto qua insieme. sì, andiamo a fare tu aglio, peperoncino e prezzemolo. Quindi l'aglio tagliato finemente. Certo. Nico. Pomeriggio signor Fanz. Che non ci risponde. Vabbè. Ragazzi, scriveteci voi, signor Fanz, se vuole venire qua a Vittoria, a Mazzarrone o Vischidi. La cucciupotto. È lontano, lontano. Ma un nene che... E lui è a Mazzara del Vallo. Ah, e allora... Quindi 3 ore, sempre le zone di Trapani. E già. chi lo sa se ci andiamo nelle zone di Trapani? Boh, Salvatore, che chi dici? lo sa? Che ci ma sa? Siamo allì nelle zone di Trapani, sa? Vogliamo prendere per braccio? No, non si dice, Salvatore, silenzio! Silenzio, Salvatore! Allora, Andrea, mi su l'aglio. vai. Io ci metto... Che va bene? Sì, bello peperoncino. Aggiuntanticcia. Pipo. Basta. Solo questo rosso, Basta. non ne mettiamo altro No, nero, no. non serve a Allora, niente. la ricetta include questa. Un pochino di sale. Un pochino, ciao a mettere lo sale. Sì, il sale o lo mettiamo qui oppure lo mettiamo poi direttamente, vediamo, però poi il nostro cuoco del grill ci dirà com'è la situazione. Allora, andiamo adesso, Vai. mettiamo un po' d'olio. Mi dica stop perché chi sta a chiudere casa. Va bene così, A dai. posto, Poi a a posto. casomai glielo rimettiamo. Ok, questo pure possiamo togliere. Allora, Questo facciamo pure. tutto sto... Sì. come si dice? Aiutami a dirlo. Che Uguanzo. Uguanzo. Allora, ora prendiamo i carciofi. Sì. Ecco il fuoco si accende. Quindi dovranno andare a contatto con il carbone o cravone. Quindi mi raccomando, la qualità del cravone deve essere quella giusta. Luisa, che mano che a cucciare? Dimmi, come Bah, fai? io ci metto che mano. Ah, che mano? Allora, Apriamo i carciofi. carciofo aperto. Ripeto, tenerissimo, ve lo faccio vedere da vicino, guardate. Guardate qui, proprio all'interno è morbido. E adesso
si prende un ciuffettino, si mette al centro e si gira piano piano. Attenzione che vi spinate. Dipende, c'è su che spine. E chi disegna? Allora, questo lo mettiamo da parte. Ora andiamo a fare tutti i carciofi che dobbiamo fare. E infatti io lo appoggio qua per ora. Vabbè, facciamo così. Dammi, mettiamo passo. qua. Perché ora andiamo a metterli sul fuoco. E intanto questo elemento carciofo è arrivato prima anche degli ortaggi. Sa? Ho letto su internet che nel 1400 già era in Sicilia. Ah, sì. E questo proprio elemento a cuocciola è proprio anche la razza più comune che abbiamo qua in Sicilia, che è un pochino più lunga. Invece quello articiocco, che oggi viene chiamato in inglese artichoke, è quello che si trova di più in Francia, nelle zone di Non lo Roma. faccio io, signore Cook. Io ho preso la lecata perché ho sentito Rosa Palestreri che cantava e mi sono innamorato della Ah, lecata. bello, Rosa Bella. No, sarebbe bello fare una bella ricetta sul porto di Lecata, lì dove c'è il centro commerciale. Che ne dite? Ci invitate? Ci invitate che noi veniamo. Metatene, no, cioè, ma dire che già le Vi apro. Mamma, Dobbiamo continuare con questo mood siciliano piano piano. piano piano. Ok, continuiamo e poi vi facciamo vedere dopo quando Ok. riempiamo tutti. E Siamo pronti. Allora, Andrea, luce è pronto. Posso? Vai. iniziamo da sotto. Da questa parte. Bello, il sotto deve proprio andare giù. Sì, perfetto. Ora inizia a fumare. Ecco, proprio sanno assettare, i caccuocci lo si assettano proprio. Che me ste faranno? Ma Firo? E chiama il cuoco dal grill. Questa è ricetta a 3, Salvatore è fondamentale. Salvatore, aiutaci. Te l'ho visto. Modestamente, è arrivato il cuoco. Infatti io con la scusa di fare il cameraman mi sono messo qua dietro. E così vedete come si assiettano. Mamma mia che spettacolo. Bisogna essere anche veloci, anche perché c'è l'olio. Guardate che spettacolo. Forse hai messo troppo larghi. Spazio ce n'è, ora li sistemiamo e vi faccio vedere ancora meglio. Allora Salvatore, adesso che ci vuole una mezz'oretta, Ma più o meno. quindi si lasciano qui, di tanto in tanto si andrà a mettere anche un po' di olio sopra, poi si vanno ad assaggiare e si aggiunge anche il sale eventualmente, vero Salvatore? Sai che le assaggio sono sempre io. Ecco, quello sì, quello per assaggiare sono anche io pronto, specializzato. Allora Luisa, a che punto stiamo ora qua? Allora, Andrea, ora per vedere se il cuocero su cuoto, tu sai che si fa? A massaggiare. A massaggiare, andiamo a pigliare una pammana. Se si spiccica la pammana, si spiccica, beh, ancora vuole però, ancora in caldarusa. No, non ti insolite, non ti insolite. Luisa, ci siamo? Se ci siamo, i cuoceri sono pronti. Allora, Ok. intanto, Vediamo, allora qui abbiamo i contenitori. intanto mettiamo così, facciamo una pulizzata dei sutta. Sì, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Vedi, si pulisce. Sì. Ecco, anche perché poi, C'ha ginnere. ecco, un attimino. Questo si mangia. Buono. E Assaggiamo la andiamo a qualità. mettere nella brofola, a uno. Ok, quindi si mettono lì, si potrebbero mettere anche in una teglia, insomma, come volete voi. E poi si sono mangiano. pronti, vedete, quando sono così, sono cotti sia alla parte esterna che al centro. Quindi vedete che Salvatore ce l'ha fatta a accendere il fuoco. Questi saranno caddaruse, lui o non so. come Questo su regia, ma aspetta. Caldaruse sono. E siamo da quest'altra angolazione. E belli, sti cacoccioli sono belli. Pulizziamole. Allora Luisa, sti cacoccioli sciornassero? Isciunniamo. A posto, ma ora devo massaggiare. Intanto ricetta semplice semplice. Ma quindi non so, c'è un sciavero, mamma mia. Ma t'ammazzi di ridere con me.
detto, no, mi concentro, poi parlo italiano. No, non È complicato, non è così. Sì, sì. Allora, facendo un piccolo riassunto di questa ricetta che è abbastanza semplice. Quindi, gli elementi, la cuocciola fresca, Sì, sicuramente. poi l'olio di casa che Dio comanda, come se deve, puggresino, aglio e poi, Peperoncino. bene, tanta pazienza, no fuoco, no luci, piano Piano piano. piano, ci vuole suo tempo. E bene Però all'essere. c'è un buon risultato. Quindi basta, bando le chiacchiere, si assaggia. Possiamo assaggiare stavolta con le mani. Sì. Salvatore, sei pronto? Com'è? Insomma, fa cala. Caccio è davvero caddaroso. Queste cose, quando Io sito so. lontano, io vi conosco, perché anche io sono stato all'estero. Queste cose ti sogna a notte, sai lui? Sì. Perché i cacuccioli, perché non le trovi. Oppure se trovi roba di... Invece queste cose, queste tipicità siciliane sono uniche. Per questo aiutateci nel nostro progetto di cucina sicula. E se volete seguiteci anche sui nostri social. Ricette flash o... Ricette di Luisa. Ecco, le ricette di Luisa, mi raccomando che poi con Luisa vi divertite perché ci sono queste live la sera che c'è pure Sei Salvatore. l'intruso. Cioè, ma che non mi vuoi rubare questa mia? Ma faceste un contratto? No, come- no, ma io oro mando. Ragazzi, grazie a tutti. Non vediamo l'ora di portarvi tutte le ricette. Questo progetto, come vi abbiamo già detto, è rivolto a fare 40 ricette. Perché Luisa? Perché andiamo a toccare tutte le ricette tipiche tradizionali siciliane, che ce ne sono migliaia, però diciamo quelle più importanti, quelle tradizionali siciliane. Ebbene, non c'è un elemento così, con diciamo la prospettiva di fare appunto un libro dove mettiamo tutte queste belle cose. Quindi ci serve anche il vostro aiuto, Aiutateci. fateci sapere che ne pensate e se volete aiutarci in qualche modo contattateci. Ora salutiamo perché a Basta, non andiamo a mangiare. Dai, tante Ciao. salute, tante belle cose. Belle sono. Aspetta Luisa.